Buongiorno a tutti, eccoci oggi di nuovo qui per vedere una delle partite che considero più belle tra quelle che ho giocato in torneo. Una partita che ho giocato nel lontano 2013, sono passati ormai quasi 10 anni, contro il fortissimo giocatore Dmitry Svetushkin, un personaggio che vorrei anche celebrare perché è stato uno dei più forti giocatori della Moldavia, secondo solo all'ancor più leggendario Viktor Bologan. E questo giocatore è venuto a mancare all'età di 40 anni recentemente, nel 2020, ma diciamo che nella sua vita scacchistica ha potuto giocare partite stupende, moltissime perle, e a volte gli sono andati bene. L'ultima partita che abbiamo fatto mi sconfisse in bello stile, anche se anche i giocatori più forti nella loro vita, nella loro carriera, a volte hanno anche subito delle sconfitte e in questo caso è andata bene a me. Ecco, siamo nel 2013, siamo a Cappella Grande, vicino a Dunkerque, siamo nel nord della Francia e gioco per la seconda volta dopo pochi mesi contro Dmitry Svetuskin, un giocatore con cui avevo vinto recentemente in un torneo a Livigno con una difesa Grunfeld. Ok, di nuovo giocavo con lui, con il nero. Diciamo che sicuramente voleva rifarsi, c'era una grande differenza di elo, voleva schiacciarmi, voleva vincere, voleva giocare aggressivo e io con il nero volevo cercare di rendergli la vita perlomeno difficile. D4, cavallo F6, C4, G6, l'idea è di giocare la Grunfeld. In una partita recente, appunto, contro di lui, come ho già anticipato, la partita andò con cavallo C3, D5, C per D, cavallo per D, e qua gioco una Grunfeld con alfiere D2, una variante su cui avevo un'idea molto originale che mi aveva insegnato il mio allenatore di allora, un mio allenatore sovietico, che aveva un'idea davvero interessante nella Grunfeld di cedere questo alfiere che quando andrà in fianchetto sarà l'alfiere sacro per rovinare la struttura nemica. E questa partita è molto bella, molto istruttiva posizionalmente, potrei farla vedere in un secondo video, ma diciamo che questa volta era Svetuskin ad avere in serbo una sorpresa per me. Ha giocato F3. F3. Questa F3 è un anti-Grunfeld, la Semish. Il bianco vuole giocare E4, prendendo il centro, senza appunto che io abbia modo di giocare il tipico sistema della Grunfeld. Ciò che non sapevo addirittura, e che rende le cose ancora più interessanti, era che il mio avversario avesse appena scritto un libro, una monografia su questa variante. Ovvero, io non sapevo che stavo giocando contro un autore che aveva scritto The Ultimate Anti-Grunfeld a Semish Repertoire, un libro che sarebbe stato poi pubblicato in agosto del 2013 e che all'epoca era considerato uno dei migliori libri di teoria sulla variante. Io non ne avevo idea, giocavo contro questo autore senza saperlo. Ecco, F3 ha delle idee perché se io gioco alfiere G7, il bianco gioca E4, però non posso più giocare con D5. Se gioco D6 in stile stindiano, il bianco ha tanti piani, tra cui piani molto aggressivi come impostare un attacco contro il mio, magari arroccare lungo ed attaccare contro il mio re, tra gli altri piani. Io ho deciso di giocare D5, ma dopo C per D, cavallo per D, il bianco gioca E4, io non posso giocare il tipico del cambio della Grunfeld, cavallo per C3. Giocò cavallo B6, cavallo C3 e alfiere G7. Bianco giocò alfiere 3, la cui idea è giocare donna D2 e arrocco lungo, per poi tirarmi, impostare una partita con arrocchi contrapposti, perché io probabilmente arroccherò sull'ala di re, insomma giocare un attacco alla baionetta. A questo punto devo arroccare, donna D2. Bianco ha le idee ben chiare, prepara l'arrocco lungo, lo sfianchettamento,
H4, H5 vuole schiacciarmi. Ok, cavallo C6, ho giocato con una delle linee principali a rocco lungo. Ecco, a questo punto non avevo ripassato questa variante per la partita in questione e mi ricordo che una delle mosse più giocate erano E5 o donna di 6, ma all'epoca giocai F5, che era una delle alternative più aggressive ma anche più pericolose, che complica il gioco al massimo. Sono anche soddisfatto che questa mossa poi è stata giocata successivamente, non avrei mai potuto immaginarlo, da Alpha Zero nel suo match contro Stockfish, ma con un'idea molto strana. Ok, qua il bianco mi ha giocato E5 per prendere più spazio, è la continuazione principale, anche la più convincente. Prima di sferrare il poderoso attacco ad est, il bianco chiude il centro e limita il movimento dei miei pezzi che ora, come si suol dire, questo alfiere sbatte contro il granito, contro la struttura pedonale bianca. E per alfiere per probabilmente mi avrebbe un po' aiutato, e questo alfiere restringe la mobilità del re bianco. Per esempio su H4, cavallo B4, questo cavallo già e questo alfiere ronzano intorno al re bianco. Ora per dire su H5, donna di 5, due punti esclamativi per attaccare, perché l'iniziativa del nero sembra essere addirittura più veloce di quella del bianco. Per dire, se il bianco cattura la donna, cavallo per A2, matto. Se il bianco continua con H per G6 o anche con G4, allora donna per A2, due punti esclamativi, perché la donna è sempre tabù, matto. Scacco matto, questo alfiere e il cavallo collaborano in una rete mortale. Dopo G per F5, donna 1, cavallo B1 e C5, il nero genera un fortissimo attacco contro il re bianco che risulterà in breve decisivo. Le torri entreranno, l'alfiere si aprirà e la posizione del bianco crolla letteralmente. L'utente potrà verificarlo se vuole, inserendo questa posizione su un programma con un motore d'analisi, e vedrà che la posizione del bianco crolla ed è indifendibile. Anche H4 si può giocare, ma il nero prende in E4, il gioco si apre e non ha senso, quindi E5 è meglio. Il bianco prima chiude il centro e poi giocherà H4, H5. Ok. E adesso io giocai cavallo B4 preparando un blocco in D5. Io voglio bloccare questa struttura. Ovviamente non avrei mai potuto immaginare la mossa che poi giocò Alfa 0, che è F4, perché un pedone lo sappiamo. Alfa 0 contro Stockfish ha fatto una patta, soffrendo un po' dando questo pedone. Diciamo che eravamo 5 anni indietro ed eravamo livelli, ed eravamo e siamo livelli anni luce dietro Alfa 0, quindi idee così non si possono, anche non li potrei nemmeno concepire. Però anche ora che so che Alfa 0 l'ha giocata, un pedone per me rimane sempre un pedone, no? E quindi questa mossa è fuori dai parametri canonici e non possiamo giocarla. Quindi cavallo B4 per impostare un blocco su D5. Il bianco gioca a cavallo H3 perché il cavallo si dirige a F4 per rafforzare, o in G5 anche, per rafforzare il controllo di queste caselle. Alfiere E6, attaccando a 2 guadagnando un tempo. Re B1, donna D7, cavallo F4, torre D8. Occupo la colonna D, fortifico il blocco su D5 e la spinta in C5 potrebbe essere nell'aria. A questo punto il bianco giocò A3. Il bianco ha giocato questa mossa lampo. Evidentemente era ben preparato. Altre alternative potevano essere, non so, H4 oppure cavallo per E6, donna per E6 e A3. Però A3. Ecco, e qua forse arriviamo a una delle decisioni più importanti della partita, perché io avevo delle vaghe reminiscenze, come spesso succede, perché quando uno analizza tante cose o quando magari uno non analizza lui ma l'allenatore gli passa o gli ha passato mesi prima delle analisi, uno non si ricorda tutto. Avevo delle vaghe reminiscenze che qua cavallo di 5 è la mossa che ho fatto. No, ma avevo delle vaghe reminiscenze che a 5
fosse la mossa corretta. Con l'idea che se lui mi cattura, io ricatturo e apro la colonna un forte attacco. Diciamo che questa mossa a 5, per fortuna che non l'ho giocata perché c'è una confutazione che il mio avversario aveva preparato nel suo libro, una confutazione difficilissima, una confutazione da motore che è di 5. Ed è, diciamo che ci sono grandissime complicazioni perché io devo prendere in D5, quindi praticamente mi ignori il cavallo, lui cambia tutto. Ora gioca alfiere C4, mi attacca il cavallo. Se catturo in F4, cattura in D7 e perdo perché poi l'alfiere è inchiodato. Quindi alla fine avrò una qualità in meno e una qualità è una qualità. E quindi dopo alfiere C4 posso giocare C6, ma lui ha alfiere B6 e ancora una volta non posso prendere l'alfiere perché mi cade E6 con attacco doppio a re donna. E quindi se gioco un finale di questo tipo, la sofferenza sarebbe immensa perché il bianco può giocare F4, poi cambierà magari tutto in D5, avrà un finale molto superiore dove ho l'alfiere murato vivo. Ecco, tutte queste cose c'erano nel libro di Svetushkin, ci sarebbero state meglio, usando la consecutio temporum adeguata perché il libro non era ancora stato pubblicato, ma comunque io non avevo idea di tutto ciò, avevo qualche vago idea che a 5 forse sarebbe stata confutata e quindi giocai cavallo d5. Cavallo per d5, ora posso prendere in entrambi i modi, decisi di giocare alfiere per d5, perché così il cavallo si mantiene in d6 per controllare la casella in c4, cavallo per d5 e donna per d5. Ecco, qua arriviamo in una posizione molto difficile che il mio avversario non aveva analizzato, quantomeno non si ricordava. E qua Svetushkin sbaglia e gioca H4. Crea un attacco diretto ma permette al nero di creare controgioco. Qua la mossa più forte di tutte sarebbe stata un'altra una mossa molto difficile, una mossa che torna indietro, che è donna C1. Una mossa misteriosa, ma apre la colonna C, se il cavallo si sposta l'alfiere controlla C4 e il bianco gioca H4, H5 dopo, il nero non può giocare C5 così facilmente. Ora che la donna si è spostata, tra l'altro per dire su C5 il bianco può prendere perché su donna per D1 alfiere C4, no? Poi la donna cade. Ecco, qua non ho grande controgioco, il bianco attacca, il bianco sta meglio e così dopo essersi preparato su questa partita mi giocò qualche mese dopo in un torneo in Macedonia il fortissimo giocatore rumeno Lupulescu, preparatissimo, che si è preparato su questa partita, poi ha giocato in miglioramento, anche lui con più di 2600 punti elo e anche lui e quindi si è preparato questa posizione specifica donna C1, ecco, ormai una variante così pericolosa al giorno d'oggi e anche svariati anni fa non si può ripetere varie volte senza incappare in preparazione molto forte. Ma in questa partita Svetuskin, che non aveva analizzato questa posizione specifica, quindi sono riuscito a sfuggire dalla rete che lui mi aveva teso in apertura, e gioca H4 cercando l'attacco. A questo punto C5, devo assolutamente contrattaccare. A questo punto voglio contrattaccare e prendere questi pedoni praticamente. Ora, se lui prova a consolidare F4 ho tante idee, io pensavo di... Il motore oggigiorno dice di prendere con finale pari, posso rimanovrare l'alfiere in F8, cambiare le donne. Io volevo giocare C4 che è interessante, con piani come torre C8, donna C6, cavallo D5, preparando un'avanzata pedonale, un pawn storm, no? Con la mia maggioranza contro il suo arrocco. E probabilmente questo piano ha dato fastidio a Svetuskin. E in caso di D per C5, qua avrei pensato di giocare donna per E5. A questo punto minaccio per dire la donna, tengo B2 sotto controllo. Ed è difficile, no? Perché se lui sposta la donna, take, presa e matto. In caso di donna per D8, qua può prendere due torri per la donna, ma continuano le minacce di matto e sta meglio il nero, no? Su alfiere C1 donna per C5, il nero
sta meglio perché ha donna e pedone per la torre, in più i pezzi sono più attivi, le torri sono scordinate, il nero domina la posizione. Anche su alfiere D4 ci sarebbe donna C7, no? Che attacca la torre per dire e il nero domina. Sembra che il bianco possa giocare C per B6 e alfiere C4, ma l'attacco del bianco termina e qua posso prendere il pedone in A7 e il nero vince la partita. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Quindi D per C non era sufficiente, il bianco continua con H5, uno spavaldo sacrificio di pedone che permetterà al bianco di guadagnare tempi per l'attacco. C per D4, alfiere G5, attaccando E7. A questo punto qua giocai torre D7, una delle mosse più sicure, che difende il pedone e si prepara a portare in gioco l'altra torre. E qua il bianco giocò H per aprire la colonna e qua io pensavo che il bianco avrebbe giocato F4, su cui avevo in mente, su cui pianificavo torre C8 per poi mettere il cavallo in C4. E qua posso occupare la colonna C con controgioco, la donna non fa parte dell'attacco. Ecco, il mio avversario mi ha sorpreso. Ha il 5 in presa e anziché difenderlo gioca G4, mettendo un altro pedone in presa. Il bianco continua l'attacco in modo brutale. Ecco qui un'altra delle decisioni forse più importanti della partita. Stavo pensando se prendere entrambi i pedoni, seguendo appunto la filosofia, no? Che un pedone, ma poi ho pensato che su donna per F3 addirittura, o su F per G4, mi avrebbe dato fastidio anche una mossa come alfiere di 3. Addirittura si lascia catturare anche un altro pedone, ma poi i suoi pezzi sono tutti attorno al mio re, che è in gravissimo pericolo, e qua sarei prossimo alla sconfitta. Dopo donna per F3 anche una mossa come alfiere di 3 mi avrebbe inquietato sulla presa torre G1 e il re sarà nell'occhio del tornado, il mio re. Probabilmente il re nero non sopravviverà per raccontare di aver avuto vari pedoni di vantaggio. E per questo, e qua pensai di cercare controgioco in modo rapido. Pensai che potevo prendere in E5, ma se prendo in E5 comunque i pezzi, questo alfiere è chiuso in un futuro. E il pedone in D4 sta un po' bloccando il mio attacco, quindi decisi di giocare D3, cercando a tutti i modi di aumentare il raggio d'azione dei miei pezzi, in particolare dell'alfiere in fianchetto una volta che cadrà il 5, pur andando incontro a molti rischi. A questo punto il bianco, che vuole ancora, diciamo che voleva assolutamente vincere questa partita, ha continuato a giocare mosse che hanno incrementato la pressione. Alfiere per D3, G per era possibile, avrei continuato magari con cavallo C4, donna per E5 e su F per G6 cavallo C4 con attacchi e qua entrambi i re sono in pericolo, ma ci sono complicazioni interessanti per entrambi i giocatori. Il mio avversario giocò alfiere per D3, sviluppando i pezzi, minacciando a questo punto torre a D8. Porto in gioco l'ultimo pezzo, si minaccia di guadagnare l'alfiere, che è inchiodato perché dietro ci sta la donna e il bianco si trova con la difficile scelta di dove spostare la donna. Qua difficile dire dove andare perché per dire la donna su donna H2 minaccia di entrare in H7 ma non minaccia matto, posso prendere in E5, pressiono B2, attacco l'alfiere e minaccio il cambio delle donne con vantaggio di materiale. Secondo il motore donna F2 è discreta ma potrei entrare in B3, poi posso prendere in E5, il cavallo entra e secondo il motore qua c'è equilibrio dinamico, che è l'alfiere in presa, però in partite è difficilissimo permettere queste entrate, quindi Kwiatkowski giocò donna C2 per schiodarsi. A questo punto giocai donna per E5 e ora una minaccia, per dire, se il bianco giocasse G per F5, io minaccio torre per D3, perché? Perché la donna è sovraccarica, perché devi difendere B2. Se il bianco prende in D3, non può riprendere la torre per via del matto, e come conseguenza avrei guadagnato un pezzo.
Anche in caso di torre H1 vincerei con torre per D3, 2 punti esclamativi, perché a donna per D3 rispondo con il matto, a torre per D3 prendo in E1 e ho guadagnato comunque un pezzo, e a torre per E5 potrei giocare torre per D1, re A2, alfiere per E5 e ho troppo materiale per la donna e probabilmente la vittoria. Dopo donna per E5 il bianco giocò alfiere C1 per consolidare B2, torre C8 attaccando la donna. Ecco, e qua il bianco giocò, ha tante idee. Potrebbe cambiare la donna per 2 torri. Composizione interessante, anche se io avrei un forte controgioco perché gli attacco i 2 pezzi. Torre di 8, re F7, la partita rimane molto oscura. Ma mi sento di preferire il nero, perché ho i pezzi molto attivi, le torri non sono coordinate, ho vari pedoni. Ora questo alfiere in presa, tra l'altro. Quindi probabilmente il nero starebbe bene. Qua Svetuskin giocò F4 che è un tratto ambizioso. Lo scopo è allontanare la donna nera da E5 per portare la propria donna in H2. E peccato per il bianco con delle armi nascoste. Allora qua non volli cambiare le donne perché qua prendi in E5, ha 2 alfieri, ha pressione sul mio arrocco. Quindi decisi quindi di giocare donna D5. A questo punto donna H2. Cercando il tutto e per tutto. Ecco, a questo punto donna H2 è una mossa apparentemente attiva, ma in realtà forse è l'errore decisivo. Allora, in questo momento entrambi i giocatori avevamo 5 minuti più o meno sull'orologio, perché entrambe le mosse erano impegnative, la tensione era alle stelle, e qui concepii un sacrificio dagli esiti incerti, molto intuitivo perché non avevo potuto calcolare tutto, ma sentivo che l'attacco doveva essere devastante. E quindi torre per C1, 2 punti esclamativi. Questa è una stoccata inaspettata con cui il nero si impadronisce dell'iniziativa e il re bianco si trova immerso nella bufera. Innanzitutto in caso di torre per C1, donna per D3 vince perché il nero ha anche un vantaggio decisivo, ha 2 pezzi per la torre e l'attacco. Il bianco prese di re, donna a 2. Ecco, a questo punto la donna bianca si insinua nello schieramento del bianco. Si minacciano scacchi in C7 o in A1, a volte cade il pedone in B2, o ancora meglio si minaccia di portare in gioco il cavallo in queste caselle, forse in A4, con un attacco mortale. Quindi il sacrificio era puramente intuitivo e qua mi ero fermato con il calcolo perché si vede che tutti i pezzi neri hanno ottenuto la massima attività. Ci sono stati 2 sacrifici, ricordo il sacrificio precedente di pedone che ha aperto l'alfiere. A quanto pare la spinta in D3 è stata lungimirante. Ora il bianco è in crisi. Ora se il bianco volesse difendere con donna C2 per impedire che io occupi la colonna C, in realtà si sbaglia perché qua posso giocare torre C7 lo stesso perché la donna appunto è sovraccarica. La donna cade in caso di torre per C7, donna per B2, matto. Ops. Anche scappare... Se il bianco gioca G per F5 per iniziare a catturare il materiale, il nero vince con cavallo A4 e ci sono complicazioni decisive. Il bianco perde in tutte le varianti, può provare a prendere in G6, a dare scacco su cui mi sposto, ma alla fine il bianco perde. Se il bianco gioca re di 2, inizia un inseguimento che comporta anche la perdita di moltissimi punti di materiale del bianco e qua il nero avrebbe un attacco decisivo. Alfiere B1 forse era la mossa più potente, ma avrei avuto modo di, se volevo, di forzare alcune patte per ripetizione con donna C4 e in più con torre C7, re D2 e donna per B2 avrei tantissimi pedoni per la qualità e anche dopo mosse come donna E6 il re bianco appunto è in mezzo al fuoco incrociato dei pezzi nemici e salvarsi qua sarebbe estremamente complesso per il bianco, infatti anche secondo i motori d'analisi, nelle analisi a posteriori, il bianco potrebbe cercare di restituire il materiale in più e salvarsi in finali inferiori, ma la cosa sarebbe assai complessa. In partita il bianco ha giocato l'umana torre di 2, ma a questo punto donna 1. A questo punto mi accorsi
che il mio avversario aveva iniziato a scuotere la testa come infastidito dalla piega che stavano prendendo gli eventi, il che mi diede sicurezza nonostante la scarsezza di tempo. Re C2 gioco il bianco. Su alfiere B1 l'attacco continuerebbe implacabile con lo scacco. Su Re D1 donna per B1 con un vantaggio decisivo. Su torre C2 donna per B2. Re D2 e qua il nero vince perché tutti i pezzi entrano. Per esempio su Re C3 donna E3, poi cade l'alfiere. Su Re 1 donna C3 e ancora la posizione del bianco crolla. Non so, anche il cavallo E3 vincerebbe. C'è pieno di attacchi doppi. Re 1 alfiere C3 matto. Re C1 donna E3, donna per A3 con minacce davvero imparabili, no? Perché alla fine tutti questi pezzi attaccando creano geometrie decisive. Qua scacco, su Re A2, poi donna B2 matto. Quindi alfiere B1 non avrebbe migliorato le cose. Re C2, donna per B2, Re D1, donna B3. A questo punto ho anche tantissimi pedoni, quindi non ho nemmeno materiale in meno. Ora su alfiere C2, donna F3, Re C1, presa. La donna è vincolata alla difesa della torre su donna per H1, anche materiale in più. Re per D2, cavallo C4, e quasi ancora una volta con questi tre pezzi il nero avrà degli attacchi da matto, qua si può vedere anche a occhio, il bianco perde di nuovo. Il bianco giocò Re 2, ecco, e il bianco spera che in questi lidi centrali il suo sovrano si trovi più al sicuro. Peccato per lui che la forza d'attacco di tutti i pezzi neri sia ancora inarrestabile. E qua, ripeto, non avevo calcolato tutto l'attacco, ma è come che le mosse vengono da sole, no? Cavallo C4, portando in gioco tutti i pezzi. La posizione del bianco è senza speranze. A questo punto, il bianco ha giocato torre B1 che è una mossa che trova una bella confutazione, ma anche altre alternative avrebbero portato alla sconfitta. Tanto l'utente può provare, mentre faccio vedere le altre varianti, può provare a cercare la vittoria dopo torre B1. Nel frattempo, ok, innanzitutto dico che la minaccia è cavallo per D2. Il bianco non avrebbe potuto salvarsi, perché diciamo che, non so, donna H7 re F7 non avrebbe cambiato nulla. Ci sarebbero ancora minacce decisive. Su alfiere per C4, donna per C4, al nero basta trovare la giusta serie di scacchi per vincere, per esempio scacco. Ora su Re 2 scacco ancora, donna F3 e il cerchio si stringe, no? Su donna E2, donna per. Su Re 1 torre C1 con attacco decisivo, no? Non c'è più modo. Su torre D1 alfiere C3, quasi matto e vittoria. Su torre D8, re F7, ancora il bianco è inerme. Donna E2 E6, parando tutti gli scacchi. Ora il bianco non ha più scacchi, ora si minacciano donna per H1, torre C1 e il nero vince, ma il nero vinceva davvero in tutte le varianti, ovunque il re si fosse rifugiato, anche qui il nero avrebbe vinto in tutti i modi. Ha il nero anche materiali in più e ripeto, attacco decisivo. Ok, a questo punto il bianco ha giocato torre B1, su cui c'è la stessa confutazione che torre D1. Ecco, su torre D1 qua ho calcolato che avrei vinto con un brillante sacrificio, funziona anche su una mossa in partita. Qua ho calcolato torre per D3 e donna C2. E il bianco abbandona, no? Perché gli cade tutto, gli cade questa torre e nero ha un vantaggio di materiale, attacco, cioè nero può dare matto ma anche cambiare le donne, prendere a 3, spingere i pedoni fino a promozione. Bianco ha giocato torre B1 e qua, dopo aver calcolato, dopo aver controllato di nuovo, sempre nella frenesia dello Zeitnot, torre per D3, che è l'elegante colpo finale che massimizza la potenza della coordinazione dei pezzi neri, e il bianco abbandona. Il bianco ha abbandonato senza aspettare torre per B3, torre per D2 con infilata. Il nero ha due pezzi in più, vantaggio di materiale decisivo, o torre per D3, donna C2, e o cade la donna oppure cadono entrambe le torri con scacco, in entrambi i casi con vittoria. Sta partita che si è conclusa in questo modo, torre per D3, penso che sia stata molto bella, soprattutto anche per il fatto
di essere stata giocata contro un forte giocatore aggressivo che ha giocato per vincere senza nessun timore, che era anche autore appunto di, di una importante monografia sull'apertura senza che io ne fossi a conoscenza. Diciamo che dopo aver sorpreso l'avversario, dopo essere uscito dall'apertura, il bianco non è riuscito a creare un attacco più rapidamente. Queste posizioni con arrocchi contrapposti sono le più violente, le più veementi e questa partita è stato un esempio. Spero che vi sia piaciuta e grazie mille, ci vediamo presto. Alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!